difendere chi lavora, non è in grado di difendere chi produce sviluppo. Siamo di fronte a una condizione del precariato della pubblica amministrazione che rischia di fuoriuscire abbandonato a se stesso se non si prendono decisioni drastiche ed immediate. Ci troviamo di fronte al settore dell'edilizia che è totalmente in ginocchio con la perdita di posti di lavoro e manco salariale, il settore dell'agricoltura e dei tentativi di prodotto locale in una condizione difficile, con una campagna di aiuto per le famiglie, dell'incertezza e del lavoro nero. Ci troviamo di fronte al commercio che è in crisi totalmente, basta passeggiare per le strade di Catania per vedere negozi chiusi, grandi e importanti centri commerciali in ginocchio. Siamo di fronte al grido di dolore dell'intera società catanese, col settore metalmeccanico che ha visto la chiusura di un sacco di piccole e medie imprese, connesse